Questo è un asciugamano. Sì. Questo è un altro asciugamano. Vabbè, no, ma non mettiamo, se no tocca Questo è un altro. Vabbè, tutti fatti da te? Da me e da mia sorella. Ah, dai, Agata. Questo è un altro asciugamano. Senti, ma voi avete cominciato a ricamare? No, appoggia pure qua. Avete cominciato a ricamare quando? Io quando ho finito l'elementare, la quinta elementare. E tu, Agata? Quando ho terminato la scuola media, avevo sulle 14 anni. Ma perché avete smesso di andare a scuola? Alla terza media? Perché mio padre non ha voluto che continuavo a studiare. E tu lo stesso? Io non lo so, se mio padre faceva studiare mia sorella, magari non lo so, ci mettevo più impegno, magari non lo saprei. Ma tu avresti voluto continuare a studiare, Agata? Io sì. Quando tuo padre ti ha convinto a smettere di studiare, tu come ci sei rimasta? Beh, un po' male. Ma ti ha compensato in qualche modo, no? Ho comprato una macchina da cucire, così. Quindi a quel punto lì tu sapevi che dovevi cucire? Sì, non solo cucire, ma a fare qualcosa quello che si doveva fare in casa. Senti, Agata, quanti anni ha il tuo fidanzato? 24. Ah, quindi quasi la stessa età, pochi. Sì. Beh, è un po' una rarità, mi pare, perché il fidanzato c'ha sempre 10 anni di più della fidanzata. Questo che l'ha detto. Ah, vabbè, ho sbagliato io, d'accordo. Come vi siete conosciuti con il tuo fidanzato? Poi per caso. Cioè come? Insomma, tu stavi sempre qui in casa, no? No, io sono andata a scuola a Montemaggiore perché qua le scuole non c'erano, le scuole medie. E allora l'hai conosciuto là a Montemaggiore? In parte sì, ma poi un giorno sono stata in campagna e l'ho conosciuto Con là. tuo padre? Sì, siccome è amico di mio padre, era amico di mio padre. Ho capito. E quando viene a trovarti lui? La sera, di giorno, quando può. Ho capito. Senti, ma restate da soli quando viene a trovarti? No, No? Ma quando uscite, neanche state soli? no. Ma chi vi accompagna? Chi è la persona che accompagna? È un parente della ragazza o un parente del No, ragazzo? siccome io c'è mia sorella, parecchie volte mi porta lei, viene mia madre, così. Ma in effetti io quello che volevo sapere era se in generale, quando due fidanzati escono, il parente che accompagna i due fidanzati è un parente di lei o di lui? Io non lo so perché in questo caso non mi ci sono mai Tu lo trovata. sai, Carmela? Ma soprattutto è sempre la parente della ragazza, perché la mamma tiene per la ragazza, per la donna, no, per l'uomo, perché l'uomo non ci frega niente, capisci? Sì, ho capito. Tanto è la donna che deve portare l'onore nei paesi. Carmela, prima di fidanzarti devi aspettare che lei si sposi? Sì, certo, perché due fidanzate a casa non possono stare. Quindi tu aspetti che lei prima si sposi e poi, ma tuo fidanzato, non so se tua madre ci sente, tuo fidanzato ce l'hai già? Io non ce l'ho il Ah, no, vabbè, fidanzato. vabbè. E quando ti sposi? Quanto deve aspettare lei? Non lo so, forse in aprile. Forse in aprile. E dopo a maggio tu ti fidanzerai. E vabbè, come mi fidanzo se non trovo il ragazzo? Sì, no? certo, no, ma scherzavo io. Con chi ti sposi? Allora, tu ti sposi il 28 dicembre, cioè tra 20 giorni. Eh sì, E con chi? con uno di Montemaggiore, con un ragazzo di Montemaggiore, Che cosa fa? muratore. Senti, mi dici come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti che siamo andati per esempio a messa, mi ha visto e mi ha guardato quale strada facevo. Poi si è messo a passare 2 o 3 volte. Qui in questa via? Questa strada. A piedi o in macchina? No, in macchina. E che è successo? Poi ogni tanto si metteva a rallentare qui in questa... Qui vicino? Sì, No. vicino alla porta. E la gente tutti guardavano. Perché infatti non è molto frequente che una macchina passi da questa parte qua, perché la strada è un po' stretta, un po' sì. scoscesa. I vicini hanno cominciato a fare... Dicevano che quella ragazza scherza con quel ragazzo di Montemaggiore. Quindi praticamente il percorso della macchina, venendo lì avete cominciato, oppure tu avevi già capito che era... Sì, era per me. Ma gli altri hanno cominciato, dunque Carmela non poteva essere perché era già fidanzata e Agata quindi neanche la sorella minore, perché prima Sì. bisogna che... Cosa succede prima? Quando c'è una sorella fidanzata, che cosa deve succedere prima? Prima si sposa quella ragazza e poi si fa Poi si fidanza fidanzata. la sorella. Quell'altra di là di fronte neanche perché
La sorella più piccola è già fidanzata, quindi quella maggiore... Sì, prima deve venire quella maggiore e poi quella piccola fidanzata. Mentre invece quando una piccola è fidanzata vuol dire che la grande non si sposa Non più. si sposa perché prima si deve sposare l'altra. E quindi poi siamo arrivati che tutti quanti hanno saputo che eri te la... Sì. Io propongo che passiamo invece, per andare da Carmele Agata, invece di passare per via Roma, passiamo qui per via Salita delle Capre. Scusa, perché non c'è motivo, noi non scendiamo mai da questa strada. Perché quando... Vabbè, anche se passiamo lì che succede? Ma sai come la gente guarda dietro alle porte così, quando vede scendere qualcuno che non è scesa mai per questa strada. E che vabbè, che cosa si meravigliano, perché? Cominciano a guardare. Ma allora tu, Filippina, da che strade passi? Quali sono le strade che conosci? Dove devo andare per alcuni posti, per andare alla chiesa prendo quella strada così, per andare all'asilo l'altra che vede là, oppure per andare a trovare qualche amica sempre le stesse strade. E le altre strade del paese non le conosci? Non li conosco. Mai, non le vedi mai? No, qualche volta solo quando c'è la processione così le percorro. Cioè, siccome noi ragazze, no? Se non c'è un motivo ben preciso, tu devi fare determinate cose. Non è che così ti svegli e dici io devo andare da questa strada e vai. E quando poi la gente incomincia a parlare, ma questa che cosa viene a fare? Senti, ma allora le donne le loro amicizie le fanno solo nella strada dove abitano? Sì, solo ed esclusivamente nella strada, in quanto non hanno la possibilità di uscire fuori dalla strada. Tu esci fuori dalla strada solo se hai qualcosa da fare, in quanto la donna, cioè, non è che conosce l'altra gente che sta al di fuori della strada. Infatti tu vedi, anche dopo che si sposa, fanno la madre, il padre, fanno tutto il possibile per comprargli la casa dentro la strada stesso, cioè per non farla uscire fuori. Ad esempio c'è un esempio, una ragazza che si sposa, che io devo fare la comare, no? E quindi non è che esce fuori dalla strada dopo che si sposa, ma dentro la strada stessa. Cioè andrà ad abitare qui nella stessa Sì, strada? nella strada. Ma gli uomini invece? Mentre per gli uomini è diverso, gli uomini la sera ritornano dal lavoro e vanno fuori e quindi fanno le loro amicizie al bar, alle sezioni, alle agri, ai coltivatori diretti, nella fabbrica, per quelli che lavorano fuori, oppure nella campagna stesso. Tu stai andando a scuola dalla Sarta? Sì. Ma tu fino a che età hai studiato? Fino a che classe hai Fino fatto? a quarto di anni, la terza media. Perché poi hai smesso? Perché ho smesso, ma perché a me non volevano che continuasse a Ah, studiare. eravate voi? Sì. Ma chi? Suo marito o lei? Tutte e due assieme. Ma di più mio marito. Antonio studierà dopo? Dopo sì, Antonio poi se lo farà studiare. Ma come ti ha spiegato tuo padre che era meglio che tu non studiavi, scusa? Perché le ragazze dicono che devono stare in casa. Questo è quello che sostiene tuo padre. Sì. E lei Non mio cosa? padre, tutte in generale. E lei anche? Lo stesso. Oh, perché spiegano anche il perché le ragazze devono stare in casa? No, Ma tu non te lo chiedi perché? ma è una mentalità che hanno. Ma chi le prende le decisioni sull'educazione dei figli? La mamma, che sta in casa. Cioè lei. Sì. Tu sei già fidanzata? Io sì, E il tuo fidanzato dov'è? in Germania. Ah, e che cosa fa? Ritornerà? Andrai tu lì in Germania? Cosa No, succede? ritornerà. Quando? No, l'anno Quando deve non lo andare. so, ma... A lei non vuole che... L'anno. Perché? Perché c'è una casa vicino e me la devo mettere vicino a mia figlia. Vicino Poi- dove? Vicino dove? Qui, sopra proprio. Ah, nella stessa via? Sì. Molto vicino, insomma. Sì. Perché ha paura che le succeda qualcosa? No, non ho paura che succeda qualcosa, ma purtroppo sono abituata con mia figlia vicino, lo vorrei vicino. Poi il padrone è suo marito dopo che sposa. Sì. Giusto? Senta signora, lei dice su chi decide sulle cose, vabbè, decidere se mangiare gli spaghetti o gli ziti, va bene, d'accordo. Decidere se deve portare un golfino verde, ma per esempio decidere di comprare l'automobile, decidere quanti figli dovete avere, chi decide? Un signore che i figli che deve avere usava, che deve mandare, giusto? Non è vero. È così. Siete voi che decidete. No, siamo noi altri che decidiamo. Poi l'estero si deve mettere pure un signore, no? Dice per esempio sono destinati 4 e noi 4. Ma voi adesso ne avete 3. Chi è, Abbiamo 3. chi è che ha deciso 3 e non 9, non 1 e non nessuno? Marito e moglie, no? Avete deciso insieme? Certo. Conta di più il parere di suo E marito? altri 2 ne volevo, poi ne è venuta Un un'altra. altro inaspettato, insomma. Eppure a vederla così a occhio nudo questa via
noi siamo stati diverso tempo, qui sembra tranquilla, sembra che non succeda niente, sembra tutto a posto. Non si supporrebbe tutto questo movimento, questo Beh, ma del resto, cioè, voi della televisione venite qua, le donne, avete intervistato moltissime donne, parlano, ma in effetti non è che dicono tutto quello che realmente sono. Cioè, resta sempre qualcosa di intimo che le donne non possono, cioè non vogliono svelare, perché cioè, è sempre la donna, no, che comanda, che decide su tutto, però loro non lo dicono. Anche perché c'è questo discorso che hanno paura degli altri vicini, no? Che se loro dicono, beh, a casa mia comando io, allora gli altri che cosa fanno? Incominciano a sparlare, ah, ma certo, tu hai messo la vestaglia a tuo marito, no? Cosa che si usa normalmente dire, la tizia ha messo la vestaglia, oppure proprio in dialetto diciamo a faretta. A faretta. Che vuol dire la vestaglia? No, significa una specie di grembiule, una cosa del genere, no? Allora loro ti dicono, beh, è mio marito che comanda, però in effetti, cioè, in alcune cose è vero, comanda il marito. Però c'è sempre questo, cioè in alcune cose comanda il marito, in altre la donna. Cioè i due famosi ruoli di comandiera o E subalterna si intrecciano in modo abbastanza complesso. Rosa, ma anche tu qui come Graziella, lì come Franca, come Filippina, stai tutto il giorno in casa, ricami o aiuti tua madre, o cucini? Sì. Beh, però tu sei studentessa di scienze politiche a Palermo. Tu vieni qua d'estate, poi quando anche? E beh, poi anche in inverno, quando ci sono le vacanze, quando non ho niente da fare, e anche per riposarmi vengo, in quanto una qua si sente più tranquilla, più protetta, cioè affaccia fuori, vede la gente, le vicine, parla. Ma allora perché hai scelto di fare scienze politiche a Palermo, che non è che ti apre prospettive di lavoro? Poi sei la sola qui, mi pare, in questa strada, no? Sì, cioè rispondo a questa domanda un pochettino difficile, in quanto vedi, quando io sono andata a studiare, no, ho scelto di fare il liceo scientifico a Termini, cioè 5-6 anni fa non è che c'era tutto, e poi che vuoi, una ragazza di paese a 14 anni che vuoi che ne capisca di disoccupazione, di prospettive di lavoro, cioè non ne capiva niente. Poi ho preso la maturità scientifica. E siccome cioè, non c'è nessuna possibilità di lavoro, allora che fai? Te ne stai qua e non fai niente, ti sbatti la testa al muro. Quindi tanto vale continuare a studiare, farti una cultura e... Di chi è? Senti, Rosa, ma allora si può dire che è tutto qua o c'è dell'altro? Beh, diciamo che dell'altro c'è. Cioè, se noi guardiamo bene, vediamo che alle elezioni si è presentata una candidata una donna, cosa che non è mai successo né ad Eliminusa né negli altri paesi, nei dintorni. Quindi, cioè, secondo me questo significa che dell'altro c'è. Cioè, non è che esistono solo le ragazze che stanno nella strada, ma ci sono anche delle altre con una mentalità un pochettino diversa. Però tutto questo ancora non ha provocato conflitti. Secondo me non è che
ha una grande importanza il fatto che questa donna si è presentata candidata al Consiglio Comunale. Cioè, che sia stata eletta poi però. Che sia stata eletta no perché la gente ci crede alla funzione che ha la donna ad essere la comune, ma è così perché tu ci sei amico, io non lo so, sono parente, quell'altra ha degli obblighi, cose, e allora hanno Quindi, dato il ma secondo voto. te non significa niente il fatto che... Secondo me non significa proprio niente. Il fatto Però che tuttavia è la questa prima donna volta che accade, no? Sì, questo è vero, quindi una certa importanza possiamo dare.